dall'auto di un quarantenne, uno in fin di vita, giallo sulla dinamica. Per la polizia si tratta di un incidente, ma alcuni testimoni lo avrebbero visto investirli più volte. Viviamo in una situazione oramai fuori controllo, così i residenti di via Piave esasperati dalle costanti minacce degli spacciatori. Anche la nostra troupe di Antenna 3 nel mirino dei pusher. Infrangere il codice di navigazione è un reato penale e il gruppo Insieme di 41 associazioni reniere contro il moto ondoso lancia una campagna di denunce contro chi non rispetta i limiti di velocità in laguna. Stop a nuove aperture di locazioni turistiche per 2 anni in attesa che il comune si decida a regolamentare il tema. Le opposizioni depositano a Cafarsetti una richiesta di moratoria. Autonomia, Zaia già stasera a Roma prima del vertice del ministro Calderoli con le regioni che hanno avviato l'iter per le 9 materie non LEP. C'è un dossier per ognuna, spiega il governatore che lancia anche il raduno di Pontida. La regione del Veneto a partire dal 1 gennaio 2025 porterà da 50 a 45 anni l'età minima per accedere allo screening mammografico gratuito, prevenzione cruciale. Il Leone d'Oro alla Biennale Musica alla compositrice britannica Rebecca Saunders. La direttrice artistica Lucia Ronchetti ci illustra tutti i segreti di questo appuntamento. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Venezia e provincia, questi i titoli, ma apriamo subito presentandovi il sondaggio di questa sera. Nel DDL Sicurezza del Governo approvato qualche giorno fa ha previsto il carcere da 2 a 7 anni per chi occupa arbitrariamente gli immobili. Ebbene, il quesito al quale vi chiediamo di rispondere è carcere per chi occupa le case, giusto? 0422 1626 691 se la vostra risposta è sì. Se la risposta è no, il numero da fare è lo 0422 1626 690, la chiamata è gratuita, l'esito questa sera nel corso di Ring. Allora veniamo alla nostra notizia d'apertura. Un quarantenne di nazionalità moldava ha travolto a bordo del suo SUV 2 uomini nella notte lungo l'asse di via Piave a Mestre ed è giallo sulla dinamica. Sono state investite queste 2 persone. Ha visto? No, non ho visto niente. Ma non ha sentito il suono delle ambulanze, le sirene? Sì, le ambulanze sì. Luna, esco dalla porta di casa e sento urla, ma urla forti, veramente forti. Mi ha svegliato mia moglie dicendo che avevo sentito un botto. Io stavo dormendo, è stata una botta e basta. E la macchina era in giardino. Lì c'era tutta una chiazza, 2 chiazze di sangue, un paio di scarpe appoggiate là con un pacchetto e ho detto ma chi era? No? Dice era un tunisino che è stato investito. Vere e proprie pozzanghere di sangue, i segni dell'investimento della notte appena trascorsa tra l'1 e le 2 del mattino tra le vie Pasubio e Montello laterali di via Piave. E giallo a Mestre, un moldavo di 40 anni a bordo del suo SUV, pare condotto a tutta velocità, ha prima travolto i 2 uomini che sostavano sotto casa, un 43enne di Santa Maria di Sala che ora sta lottando per la vita in terapia intensiva all'Angelo. C'era l'uomo per terra con la testa aperta, tutto aperto, mani, piedi rotti, completamente gonfio e con spasmi grossi. Ed un 45enne tunisino ferito ma non in modo grave. Chiamo la polizia, arrivo qua e c'era un gruppo di tossicodipendenti, uno di loro per terra. Poi per cause in corso di accertamento e sembra dopo essere passato con l'auto sopra il corpo di uno dei 2 feriti, rimasto a terra agonizzante, ha letteralmente dilaniato in tanti pezzi il muretto in cemento armato del palazzo accanto, entrando nel giardino privato e finendo la pazza corsa contro il muro della palazzina, lasciandone ben incisa l'impronta del muso del fuoristrada. Dicevano che l'uomo le aveva investito ripetutamente, andata e ritorno. Secondo invece il conducente del SUV denunciato e che a sua volta avrebbe chiamato la polizia, gli si sarebbe inceppato il piede sull'acceleratore, sostenendo di aver cercato in extremis di evitare l'impatto con una manovra repentina, ma di non esservi riuscito. Per i testimoni presenti al fatto si sarebbe trattato invece di un tentato duplice omicidio. Non si esclude per un regolamento di conti o perché il conducente del SUV sarebbe stato infastidito dal trambusto creato dai tossicodipendenti. Per la Questura di Venezia al momento non sarebbero emersi elementi che ritengano volontarie le condotte, così nel comunicato stampa. E in via Piave a Mestre residenti ma anche i giornalisti nel mirino degli spacciatori, minacciata anche la nostra troupe.
La situazione ormai è fuori controllo perché c'è una tale concentrazione di criminalità, di spacciatori, di persone disperate tossicodipendenti che tutti i giorni possiamo assistere a continui episodi di spaccio, di furti, di urla e non riusciamo a vedere nessuna soluzione da parte delle forze dell'ordine. Dopo quanto accaduto nella notte lungo l'area di Via Piave a Mestre, i residenti sono oramai più che esasperati. Occorre un presidio fisso, così Peris. Occorre una presenza fissa delle forze dell'ordine, non che transitano, non che circolano con le auto e che si fermino proprio sui posti principali dove avviene lo spaccio. Minacciati di morte pure noi di Antenna 3 da questi due spacciatori vedendo la nostra telecamera. Ah, bellezza, fai il video a noi, noio, se domani non ci sarai, ci dicono. Ecco l'audio con le loro voci e le minacce. A bellezza sarà che fai il video noi, domani tu non ci sarai. La Procura di Venezia ha disposto un doppio accertamento tecnico non ripetibile per fare luce sull'incidente costato la vita a Giorgio Nicotra, il 30enne morto venerdì scorso a Camponogare in sella alla sua moto. Nei giorni scorsi era stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale l'automobilista 22enne che uscendo da una laterale con l'auto aveva tagliato la strada a Nicotra che sopraggiungeva in moto sulla strada principale. È stata anche disposta una consulenza tecnica cinematica per accertare la dinamica, le cause e le responsabilità del sinistro. Infrangere il codice di navigazione è un reato penale e il gruppo Insieme contro il moto ondoso lancia una campagna di denunce contro chi non rispetta i limiti di velocità in laguna. Presto saranno anche distribuiti dei moduli per ottenere la più ampia partecipazione possibile. Contro il moto ondoso a Venezia ora partono anche le denunce penali in procura. È l'estremo rimedio che dopo decenni di vane attese sono pronte a mettere in campo le 41 associazioni di voga, vela e motore del gruppo Insieme, una campagna cittadina di denuncia penale per navigazione pericolosa che chiede la collaborazione di tutti. Qualsiasi violazione al codice della navigazione costituisce un reato penale e quindi in virtù di questo abbiamo elaborato un modulo di denuncia individuale verso il singolo natante e questa campagna di denunce verrà presentata nei prossimi giorni in varie modalità alla cittadinanza. In un comunicato il gruppo Insieme scrive: non tolleriamo più che l'incolumità nostra e della città venga messa a rischio dall'inosservanza delle più elementari regole di convivenza civile e dalla incomprensibile inerzia delle istituzioni a sorvegliare il rispetto delle norme. Questo strumento finalmente dà concretezza a quelle che a volte sono soltanto segnalazioni. Finalmente si avranno degli strumenti, appunto questo modulo che poi verrà declinato per ogni situazione, di modo che finalmente sia più formalizzata, diciamo, questa nostra azione di contrasto al moto ondoso. La campagna di denunce arriva dopo anni di cortei acquei, assemblee, conferenze, comunicati stampa, open day, tavole rotonde, incontri con i vertici delle istituzioni politiche e della sicurezza. Ci accorgiamo che in città quasi tutti coloro che si muovono in questa città lamentano questo problema, dai cittadini che non riescono a camminare, agli abitanti che vedono le fondazioni delle loro case corrose. Viaggiare oltre i limiti di velocità fa parte di quelle pratiche irregolari fortemente diffuse a Venezia e se davvero la campagna prendesse piede non è difficile prevedere che il tavolo della procura sarebbe presto sepolto dalle denunce. E questa è una conseguenza evidentemente delle risposte mancate da parte della politica. È triste pensare che i cittadini debbano ricorrere alla giustizia e quindi rivolgersi alla Procura della Repubblica a fronte di carenze della politica. La politica sull'autonomia, c'è un dossier pronto materia per materia, lo ha annunciato questa mattina a Palazzo Balbi il presidente Zaia in vista dell'incontro a Roma con il ministro Calderoli. Sono 5 regioni che hanno ricorso contro la legge nazionale, noi pensiamo di essere parte lesa, perché se dovesse saltare la legge nazionale sicuramente si attacca l'autonomia e penso che questo sia corretto, difenderla fino in fondo. Andremo a Roma
ad ascoltare il Ministro, ad ascoltare il piano e i progetti che ci sono nei cronoprogrammi per i prossimi mesi, per le prossime settimane, sapendo che in questa fase possiamo eventualmente discutere solo all'interno delle prime 9 materie delle 23. Quello del 3 ottobre a Roma col Ministro Calderoli sarà anche l'occasione, ha specificato il governatore veneto, per iniziare a entrare nel vivo della discussione sull'autonomia. La Regione ha già un dossier da presentare. Siamo pronti con un dossier materia per materia per dire cosa vorremmo chiedere, dopodiché si capirà anche quanti saranno le materie, di cosa discuteremo, ma di certo assolutamente con la massima serenità e trasparenza in questa operazione. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni del vice premier Tajani sul fatto che il commercio con l'estero debba restare fuori dall'autonomia regionale, Zaia commenta. Penso che l'occasione sarà nel vedere nero su bianco quali saranno poi queste funzioni, non sono materie trasferite ma funzioni delle materie, e quando si vedranno scritte le funzioni probabilmente tutti rivedranno le proprie posizioni, perché stiamo parlando di un progetto corretto e rispettoso della libertà di tutti. Per l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, le dichiarazioni di Tajani sono di una gravità inaudita, così come definisce assolutamente inaccettabile la richiesta del presidente della regione Calabria Occhiuto di fermarsi sull'autonomia differenziata. Sono tutti elementi, continua Marcato, che mi fanno pensare a un cambiamento di pelle di Forza Italia, che non è mai stata autonomista. Nel corso del punto stampa a Palazzo Balbi il Presidente ha parlato del raduno di Pontida il prossimo 6 ottobre. In questi giorni al centro di polemiche per la presenza del premier ungherese Orbán e del leader dei sovranisti olandesi Wilders. Siamo sempre in gran numero, visto e considerato che siamo tanti, quindi riusciamo sempre a riempire il palco. È importante che ci sono 2 grossi temi, c'è quello dell'autonomia, che è un percorso che noi abbiamo fatto ma a beneficio di tutto il Paese, cioè non è un percorso relegato a un contesto della politica del nostro movimento, e dall'altro c'è il tema dell'open arms e del fatto che c'è un processo aperto a Salvini in qualità di ex ministro degli interni, e quindi penso che si parlerà anche di questo. Stop a nuove aperture di locazioni turistiche per 2 anni. Le opposizioni depositano a Cafarsetti una richiesta di moratoria. Bloccare subito l'apertura di nuove locazioni turistiche a Venezia. Di fronte all'impressionante esplosione del fenomeno, al momento senza contare il sommerso, gli immobili censiti ad affitti brevi, solo a Venezia città sono quasi 6.000, è urgente uno stop di 2 anni in attesa che finalmente il Comune si doti di un regolamento. La proposta, coordinata da Terre Acqua 2020 a prima firma di Marco Gasparinetti, è appoggiata da quasi tutti i gruppi consiliari di opposizione. È una proposta di moratoria, e cioè in emergenza tenere fermo la possibilità di aprire delle locazioni turistiche ad uso speculativo per 2 anni. Il regolamento verrà fatto sulle basi di moltissimi altri fattori. Nel 2017 il Comune di Venezia ha approvato una variante al piano urbanistico che bloccava l'apertura di nuovi alberghi in centro storico o l'ampliamento di quelli già esistenti. La stessa cosa potrebbe capitare anche con le affittanze turistiche. La moratoria è propedeutica all'attuazione di un regolamento e permette intanto di bloccare le nuove aperture. Poi ovviamente c'è la fase appunto 2, che è quella della regolamentazione, e quindi bisognerà lavorare con molta più attenzione al tema di chi affitta, di chi utilizza le locazioni turistiche per integrare il proprio reddito, invece chi utilizza le locazioni turistiche a fini meramente speculativi. All'estero la materia è abbondantemente normata, in Italia no. Solo Bologna e Firenze hanno approvato delle misure di contenimento delle locazioni turistiche. Eppure l'oramai famoso emendamento di Nicola Pellicani, convertito in legge nel luglio del 2022, conferiva proprio e solo a Venezia la facoltà di produrre un regolamento in merito. A Venezia in particolare le locazioni turistiche stanno anche costituendo un modo per aggirare il blocco alberghi, perché ci sono moltissime situazioni di palazzi acquistati da un unico proprietario che non ci può fare l'albergo, ma ci fa in ogni singola unità abitativa una locazione turistica, magari a piano terra ci mette pure una reception, e il blocco alberghi è aggirato. Tumore al seno. In occasione del mese della prevenzione, l'Ottobre Rosa, la Regione ha annunciato l'estensione dello screening anche alle donne tra i 45 e i 49 anni.
Puntuale come negli ultimi 7 anni, il Vaporetto Rosa è salpato da Piazzale Roma per dare il via al mese della prevenzione del tumore al seno, l'Ottobre Rosa, che quest'anno avrà come testimonial Deborah Caprioglio. Non solo il Comune di Venezia, anche la Regione è in prima linea sul fronte prevenzione. Nel 2023, dati alla mano, oltre 274.000 donne tra i 50 e i 74 anni hanno partecipato allo screening proposto dal sistema sanitario regionale. Quasi 8 donne su 10 ha colto l'importanza della prevenzione, che ha portato a diagnosticare 1.810 tumori, dei quali 1.000 negli stadi meno severi. E proprio in occasione dell'Ottobre Rosa è stata annunciata l'approvazione di una delibera che dal 1 gennaio 2025 attiverà lo screening anche per le donne tra i 45 e i 49 anni. Estendere lo screening per cercare di intercettare sempre più malattie, intercettare soprattutto quello che può essere una lesione che poi evolve in un tumore in un momento in cui si può intervenire senza chirurgia demolitiva, senza terapia, quindi agevolando il percorso della donna ed evitando che questo possa andare avanti e determinare una malattia severa o addirittura la morte. Questo screening si caratterizza soprattutto per la misura della densità, perché la densità della mammella è un'indicazione di rischio e quindi individuare il seno denso che può poi portare ad un tumore permette di prendere in carico la donna e di monitorarla per evitare che si manifesti una neoplasia. Anche l'uomo però deve fare prevenzione a partire dallo screening del colon retto, mentre si sta lavorando per attivare quelli alla prostata e ai polmoni. Abbiamo un progetto a cui abbiamo aderito dove si sta cercando di valutare la fattibilità e la sostenibilità anche di uno screening per prevenire il carcinoma del polmone. Abbiamo aderito e gli uomini soprattutto, ma anche le donne che dovessero essere individuati come forti fumatori vengono inviati all'OIOV dove viene praticamente fatta fare al paziente, alla persona che ha queste condizioni di rischio, questa TAC ad alta risoluzione e a basso dosaggio, per cui si individua anche qui in una fase molto precoce, perché per lo screening del polmone non abbiamo altro, eventualmente una lesione che poi si potrebbe sviluppare. Cambiamo argomento, 68esima edizione del Festival Internazionale di Musica Contemporanea alla Biennale di Venezia. Musica assoluta prende spunto da una frase di Richard Wagner che richiama la completezza della musica come opera d'arte, il titolo della 68esima edizione del Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale di Venezia. Dal 26 settembre all'11 ottobre 521 artisti tra compositori, ensemble e orchestre per 62 appuntamenti con concerti, installazioni sonore ed eventi tecnici che annoverano 25 prime assolute e 18 novità per l'Italia. Al suo 4º anno di direzione, Lucia Ronchetti spiega. È un festival dedicato alla musica assoluta che vuol dire nelle intenzioni musica per la musica, musica senza riferimenti ad altri linguaggi, musica senza aspetti drammaturgici, visivi, senza aspetti teatrali, senza annunci o messaggi rispetto a problemi sociali e politici. Quindi facciamo riferimento a tutti quei compositori che nei tempi passati hanno lavorato soprattutto nell'ambito strumentale per costruire delle architetture sonore che si svolgono nel tempo. L'inaugurazione nella Sala d'Armi dell'Arsenale con il concerto dell'orchestra del Gran Teatro La Fenice, poi a Ca' Giustinian il Leone d'Oro alla compositrice inglese residente a Berlino, Rebecca Saunders. L'11 ottobre si conclude con la cerimonia di premiazione del premio degli studenti dei conservatori che giudicheranno la migliore produzione e la migliore performance del festival. Ecco il Leone d'Oro 2024. È un onore per un compositore poter lavorare a stretto contatto con un ensemble di straordinaria bravura. Lavorare a stretto contatto con i musicisti è essenziale, non è solo di ispirazione, esplorare i suoni insieme, ma è anche affascinante osservare l'intimo gioco tra il musicista e il suo strumento. È davvero tutto, adesso la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.